sia giusto che la serata poi sia conclusa dal sindaco di Santa Lucia di Piave, Sumschi, che è il coordinatore di questa iniziativa dell'Assemblea delle municipalità per il diritto di voto sul quesito dell'indipendenza, che stasera ci ospita, perché in fondo, senza creare fraintendimenti, tutti sanno che questa idea è partita da una nostra ferma volontà di lanciare un'esperienza analoga a quella che è in corso in Catalogna, ma l'abbiamo messa nelle mani dei sindaci. Questo per la chiarezza anche di qualche amministratore che ha il dubbio che questa sia una iniziativa di indipendenza veneta, di cui l'indipendenza veneta vuole farne un uso elettorale. Siccome siamo abituati alla chiarezza, lo diciamo noi anticipatamente, non c'è nessun intendimento di questa natura, i sindaci più liberi lo hanno capito al volo, qualcuno suggerito magari dalla scuderia del suo partito ha avuto delle riserve, noi diciamo a tutti con l'animo che ci contraddistingue: questa è una cosa vostra, è una cosa dei vostri cittadini. È molto importante, noi ci teniamo a questo, perché tra l'altro è un'esperienza che noi assieme a professor Bassani abbiamo anche potuto verificare il 9 di novembre, quando siamo andati ad assistere al referendum pseudo istituzionale, comunque a un referendum, a un atto di democrazia spontanea in Catalogna, e abbiamo potuto sentire dalla voce dei sindaci delle municipalità che la forza del cambiamento passa attraverso la convinta azione dei nostri sindaci. Questo è fondamentale. Quindi abbiamo pensato, visto che suonava anche bene, poi abbiamo avuto un creativo che ci ha fatto e ha messo a disposizione uno slogan straordinario: col cuore è venuta fuori la parte superiore, la M di AMI, cioè dell'Assemblea delle Municipalità per il diritto di voto sull'indipendenza, e con la parte inferiore del cuore è venuta fuori la B di Veneto. Quindi un atto d'amore per il nostro territorio e per la nostra gente, non un atto di speculazione politica, sia chiaro. Questo lo voglio ribadire, perché abbiamo l'onestà e la capacità e la credibilità che viene prima di ogni modesto interesse. La nota politica però è inevitabile in questo contesto, dopo che i sindaci ci hanno portato il loro pensiero, il calore e anche qualche riflessione sulle difficoltà che hanno. Abbiamo sentito Renzo Fogliata illustrarci gli elementi storici e il calore dei valori identitari. Io li chiamo così i valori identitari, che non sono valori di etnia, sono valori di appartenenza, che è una cosa molto molto più elevata. È quello che ci anima, è quello che ci contraddistingue, è quello che deve caratterizzare la nostra azione. Abbiamo sentito dal professor Bassani l'illustrazione delle ragioni politiche che stanno alla base della condivisione di un progetto che è un progetto sconosciuto fino ad oggi. Dopo 150 anni, 149 per noi, di appartenenza a uno Stato che ogni giorno di più, ai noi, ai loro, fortunatamente oggi l'abbiamo capito, ci è sempre più estraneo, possiamo, io dico dobbiamo, convintamente, sapientemente, responsabilmente, con tanta credibilità, lanciare l'idea dell'indipendenza, esercitando un diritto di voto, quel diritto che è scritto anche nella Costituzione italiana, ma che in una affievolita democrazia, in una dissipata sensibilità della democrazia, qualcuno vorrebbe rinnegarci. Ma badate la gravità. Oggi sentivo un alto esponente della minoranza Dem, perché si chiamano così adesso, no? Del Partito Democratico, dire che abbiamo una democrazia non nella sua migliore espressione, quasi una democrazia autoritaria, voleva dire con una contraddizione in termini, una democrazia che c'è sulla carta ma che di fatto non viene quotidianamente difesa più da nessuno. Noi con questa iniziativa che abbiamo messo nelle mani dei sindaci di AMI Veneto non siamo a difendere la nostra posizione politica, anche perché noi non siamo un partito, siamo un movimento. L'obiettivo del movimento Indipendenza Veneta è quello di sciogliersi
una volta che sarà esercitato concretamente il diritto di voto, sarà dato avvio alla fase costituente, un Parlamento veneto investito di capacità costituenti farà con coraggio, guidato da autorevoli figure che sono connotate di credibilità, la sua dichiarazione unilaterale di indipendenza. Là arriveremo, se siamo convinti, se i sindaci si assumeranno la responsabilità e il ruolo assieme ai loro consigli di dare avvio, come è già partito, questo esperimento e questa iniziativa dell'Albi Veneto. Io credo che tutti voi avete notato, erano 18 giorni fa, che a Santa Lucia di Piave con il sindaco Sumsky abbiamo dato avvio e abbiamo messo nelle loro mani, e adesso speriamo che con il coordinatore provvisorio la cosa venga a prendere sempre più piede, come abbiamo sentito. Questa iniziativa è fondamentale. Questa non è un atto finalizzato alla scadenza delle elezioni di maggio, e lo chiariamo con forza, perché è vero che Indipendenza Veneto, come diceva bene il primo consigliere Favero, ha discusso lungamente, in modo quasi travagliato, con grandi incertezze, con forti dubbi, se era opportuno e conveniente schierarsi in questa strana competizione elettorale per il nostro Veneto. Ecco, per il nostro Veneto, pensando che era per il nostro Veneto, abbiamo mandato giù dei bocconi amari, perché il nostro spirito, la nostra organizzazione, la nostra visione, il nostro progetto ci consentiva probabilmente di portare avanti l'idea anche dal di fuori del Consiglio regionale, perché dal di fuori abbiamo fatto cose straordinarie. Siamo riusciti a scrivere e a portare in approvazione la risoluzione 44, siamo riusciti a scrivere e a portare al voto favorevole il progetto di legge 342, che è diventato legge. Però alla fine abbiamo detto, se questo è il parterre di coloro i quali si candidano a guidare il nostro Veneto, noi parliamo di Veneto, non parliamo più di regione, non parliamo di elezioni regionali, dimenticatevi rispetto al popolo e al territorio veneto la parola regione. Quella parola è una parola italiana, lasciamogli alle altre realtà italiane. Noi parliamo di Veneto. Ebbene, amando e pensando al Veneto, abbiamo ritenuto e abbiamo, dopo ampio dibattito, deciso di candidarci, sapendo benissimo, perché non siamo né sciocchi, né improvvisati, né stolti, che avremmo messo sul tavolo la cosa più preziosa, dicevo, che abbiamo, che è quella del voto sul tema dell'indipendenza. Noi abbiamo la necessità di concludere un percorso pur sapendo che la scelta, ripeto, non è la migliore. Quella di candidarci, di portare Indipendenza Veneta alla competizione delle elezioni di maggio è stata una delle peggiori scelte che potevamo fare. Però il movimento l'ha fatto all'unanimità, e questa è la cosa interessante. L'ha fatto all'unanimità perché abbiamo chiarito bene qual è la ragione della nostra scelta. Allora, noi non abbiamo un programma di 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, neanche 2 punti. Abbiamo il programma di un solo punto: esercitare e far esercitare al Veneto il diritto di voto e quindi la libera manifestazione del pensiero sul tema dell'autodeterminazione per portarci all'indipendenza. Un punto solo, un punto che è già stato formalizzato, se volete, in qualche modo sulla legge 16 che noi abbiamo scritto e che abbiamo fortemente voluto, direi conquistata in Consiglio regionale con grande fatica, obbligando, grazie alle 100.000 firme, ai 182 consigli comunali che hanno votato, e qua tutti i sindaci credo che l'abbiano votato nei loro collegi, quell'ordine del giorno a sostegno del progetto di legge, i 4 consigli provinciali, una iniziativa fortissima dal basso. Bene, noi crediamo che sia necessario lavorare su un solo punto, perché questo comporta e favorisce la chiarezza, la condivisione, favorisce l'aggregazione, favorisce la liberazione da quelli che sono i dubbi di una compartecipazione ad atti di governo che non ci interessano.
non ci interessa. Allora, lo diceva Marco Bassani interpretando il mio pensiero, ed è quello che diremo anche domani in conferenza stampa. Noi, anche se ci proporranno, e probabilmente ce lo proporranno, delle alleanze, se le faremo esclusivamente per dare maggior risalto, per dare anticipazione, per dare accelerazione all'obiettivo del diritto di voto. Solo per quello. Non vogliamo nemmeno discutere, non discuteremo di compartecipazioni a scelte del governo regionale. Quella è ordinaria amministrazione, che speriamo sia fatta sempre con buona capacità, con onestà, con lealtà, ma è ordinaria amministrazione. Noi abbiamo una missione che è una missione storica, e quella, dopo 149 anni, come diceva Marco prima, di poter esercitare un diritto di democrazia e di libertà come quello di esprimerci questa volta al ritorno sul tema della nostra indipendenza. Viva Dio, se ha votato mio bisnonno Giacomo Morosin quando non c'era né la Carta dell'ONU né il diritto internazionale che lo garantiva, quindi norme di diritto cogente e positivo, e nemmeno consuetudinario, ma c'era solo il riconoscimento storico della realtà del Veneto. Oggi che noi abbiamo tutte queste garanzie, io nell'anno del Signore 2015 non posso pretendere, alzando il tono della mia pretesa, di votare su questo stesso tema. Non vedete che sia una vergogna? È una vergogna che noi possiamo vincere se siamo uniti su questo punto. Quindi la chiarezza: se anche andremo a fare alleanze, non faremo mai, non ne discutiamo nemmeno, non è nell'ordine delle cose, delle scelte che ha fatto il movimento, di discutere di compartecipazione. Allora uno si chiede: ma Morosini, a che gioco giochiamo se sei il candidato e domani lo ufficializzeremo in conferenza stampa al governo della regione? È vero, può apparire una contraddizione. In realtà noi siamo candidati al governo della regione per realizzare questo obiettivo, perché per noi questa nuova legislatura del Veneto deve essere una legislatura costituente e possibilmente con un termine breve per poter dare avvio alla fase costituente. Se Zaia o altri, anche la Moretti, sia chiaro, ci contattassero domani e ci dicessero che ci danno strada libera per esercitare il diritto di voto, noi andremo con chiunque. Però bisogna difenderlo, questo obiettivo, non bisogna fare i temporeggiatori come quelli che dicevano: sì, adesso vi ho dato la legge, cosa volete di più? La difendiamo in Corte Costituzionale? Cosa volete di più? No, volevamo di più, era nostro diritto avere di più, era nostro diritto avere delibere attuative, era nostro diritto avere una sfida politica di convocare comunque il referendum e magari vedere che lo Stato avesse avuto il coraggio, l'azzardo di fermarlo con un atto di imperio. Là dovevamo arrivare, là potevamo arrivare, e là arriveremo noi, perché abbiamo la determinazione. Io sono il candidato governatore, tra virgolette. L'obiettivo nostro qual è? Sia chiaro, e se non lo percepite dai giornali con chiarezza vuol dire che non lo abbiamo espresso bene o lo vogliono fare apparire diversamente. Della realtà regionale che si proietta davanti a noi con la scadenza elettorale, della parte di governo non ci interessa nulla. Ci interessa tutto e di più di quella che è la parte legislativa, della competenza dell'organo rappresentativo della sovranità popolare veneta, che è il cosiddetto Consiglio, per noi il Parlamento Veneto Costituente. Quindi dobbiamo trasmetterlo a tutti. Noi vogliamo convintamente porci come gli attori principali sulla scena della conduzione del cambiamento all'interno del Consiglio regionale. Se si potesse dire e si potesse fare, io vorrei essere il governatore del Parlamento Veneto, non mi interessa nulla del governo di una regione che è suddita costantemente di un governo che gli chiama gli assessori, il presidente della giunta a fare comparse a Roma. A fare che cosa? Per poi tradurre sui nostri sindaci, sulle nostre amministrazioni locali, il peso costante e reiterato di scellerate scelte normative, soprattutto sul piano fiscale, quella che Marco Bassani chiama la schiavitù fiscale.
Abbiamo chiarezza davanti a noi, estrema chiarezza, determinazione, un solo punto non si può sbagliare, ed è stato grazie a questo, all'intuizione che abbiamo avuto nella discussione nostra interna, quando ci ponevamo il problema già a dicembre, visto che non riuscivamo a far progredire la legge 16, ci candidiamo o non ci candidiamo? Quello che ha aggregato il movimento e che adesso dovrà aggregare all'esterno i cittadini è quello di avere la chiarezza, ripeto, su un solo punto. Chi sceglie Indipendenza Veneta, chi vota Indipendenza Veneta, sa che non sbaglia, perché vuol dire o con l'indipendenza o con la realtà italiana come fino ad oggi, accettando la disgregazione, il fallimento, i suicidi, la povertà, la disperazione della gente. È una scelta di campo, una scelta chiarissima, è una scelta, ripeto, per la rivoluzione, come diceva Bassani. Lui la chiama la rivoluzione borghese. Io non mi sento neanche un borghese, io mi sento un cittadino che ha l'obbligo, il dovere di vincere questo momento storico, partecipando responsabilmente, con le idee chiare, a un cambiamento che nessuno altrimenti da Roma ci può dare. Questo è il punto. Quindi io cosa posso dirvi ancora di più? Spero che la chiarezza di questa comunicazione sia recepita e sia valorizzata da voi. Abbiamo bisogno che i sindaci, nella loro autonomia, votando il più possibile fino all'ultimo minuto, fino a maggio potremmo già votare almeno un centinaio di amministrazioni, se lo vogliamo, votare per la delibera, che poi è una delibera di esercizio dell'atto di democrazia di voto, per surrogare, per sollecitare, per sostituirci alla Regione Veneto, a quella che oggi si chiama Regione Veneto, nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge 16. La Corte Costituzionale il 28 di aprile, come dicevo, boccerà quasi certamente, io credo al 99,9% sarà bocciata, perché la Corte Costituzionale è organo di chiusura dell'ordinamento, figurarsi se non trova 2 o 3 ragioni per chiudere e bocciare questa legge. Ma la sfida è politica, non è soltanto giudiziaria, nel senso appunto che qualcuno vorrebbe prospettare, come dire Roma locuta est, l'ultima parola l'ha data Roma ed è finita. Assolutamente no, la parola di Roma è una parola temporanea, e se il 28 di aprile viene bocciata, alla prima riunione della prima seduta del Consiglio regionale, che è il Parlamento Veneto Costituente, partirà la proposta di legge rivista, riscritta come l'avevo individuata io, con la norma sulla spesa, che è il recupero parziale del residuo fiscale, mezz'ora probabilmente 2 ore, ma comunque non ha importanza. Il recupero di una somma miserrima di residuo fiscale a carico dell'erario, quindi di noi stessi, ce la paghiamo comunque noi veneti, non la pagano a Roma, non la pagano né a Palermo, né a Bari, né a Catania, non la paghiamo noi. Con quella norma cambiata, con una procedura più snella, con la responsabilità tutta in capo all'organo legislativo regionale, per liberare la Giunta da questo fardello, perché sappiamo che Zaia su queste cose non sente l'energia che necessita, e noi andremo in un tempo breve, se vogliamo entro il 2015, alla consultazione referendaria sull'indipendenza. La sfida è politica, la sfida di democrazia, la sfida di libertà. Se vogliamo essere liberi e vogliamo essere indipendenti, bisogna che lavoriamo tutti compatti per questo obiettivo. Grazie.